Oltre 50.000 edili licenziati in 4 anni in Sicilia, a causa di un prolungato blocco del mercato delle opere pubbliche dell'isola. Per questo motivo associazioni imprenditoriali, lavoratori e sindacati scenderanno in piazza venerdì prossimo a Palermo. Il comparto edile siciliano chiede a gran voce ai governi nazionale e regionale che si lavori affinché il lavoro sia vero e non assistenziale e chiede che diventi la priorità dell'agenda politica nei prossimi 2 mesi, dato che sono disponibili quasi 4 miliardi di euro per la realizzazione di opere pubbliche in Sicilia. Nessuno sa le somme che sono a disposizione che possono oggi essere investite in edilizia e questo grazie a una burocrazia farraginosa che abbiamo in Sicilia. I politici sicuramente conoscono meno dei burocrati, ma i burocrati non stanno facendo niente per mettere in moto un settore così importante come il settore delle costruzioni e per questo con l'assessore alle infrastrutture stiamo insistendo per conoscere realmente se e quali opere si possono appaltare da subito per dare un po' di ossigeno alle costruzioni. Il corteo partirà da Piazza Marina e raggiungerà Piazza Indipendenza. Contemporaneamente sarà chiesto un incontro al presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Evidentemente se si è ritenuto utile scendere in campo per manifestare e quindi chiedere un confronto con questo nuovo governo regionale è perché obiettivamente ad oggi non abbiamo avuto possibilità interlocutori che abbiano dato la possibilità di manifestare e di esporre le nostre esigenze, nostre in senso datoriale, occupazionale e quant'altro, a un governo che evidentemente comprendiamo in questo momento è pressato da tantissime problematiche di variegati settori. Priorità vuole che questo governo in quanto meno pianifichi concertato con noi o comunque c'è la sicurezza sulle prospettive di investimento, perché vede il governo precedente, senza voler sollevare polemiche, ma bisogna dirle le cose, ha purtroppo si è contraddistinto per avere anche reso alla Comunità Europea dei fondi che erano disponibili nel nostro paese e regione e che purtroppo non si è avuto la capacità, non capisco per quale motivo, di spendere